I salami che richiamano la genuinità di un tempo, fatti secondo la ricetta del nonno, la crema di lardo rosata da spalmare, il lardo baciato dalla soppressa e quello venato gustosissimo e veramente di alta qualità, i salumi freschi, le tenere pancette, arrotolata, salamata, coppata, le soppresse, i prelibati salami e i petti d'anatra. Questi sono i prodotti d'élite che fanno parte dell'irresistibile catalogo dell'azienda Bertelli Salumi. Il motto del salumificio è Salumi di un tempo. Entrando nella piccola azienda artigianal familiare, produttrice da 20 anni di salumi tipici freschi e stagionati, ci si ritrova in un paradiso del gusto. Il salumificio è stato avviato dal nonno di Paolo Bertelli, che attualmente gestisce l'attività dopo essere passata al padre Bepi, un artigiano con la vocazione del costruttore, dato che, cella dopo cella, laboratorio dopo laboratorio, si è costruito tutto da sé. I prodotti, rigorosamente insaccati o steccati a mano uno per uno, sono frutto della stessa sapienza contadina con cui viene trattata anche la materia prima. Animali ruspanti allevati a terra in grandi cortili da ditte partners del luogo. Bertelli Salumi attribuisce particolare importanza all'interscambio, anche generazionale, di esperienze di un vissuto quotidiano che si confronta con il passato, di un'umanità in costante evoluzione. Dai salumi fatti secondo la tradizione si passa alla continua ricerca di prodotti che accontentino i giovani palati. Diciamo un po' per un pallino mio sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti, perché sicuramente il salame e la soppressa sono i salumi principali della nostra cultura veneta, però ci sono alcuni prodotti che sono molto stuzzicanti, soprattutto per i giovani. Un mio obiettivo è stato quello di dare un volto nuovo anche al lardo, ad esempio, che adesso sta andando molto forte. Facciamo un lardo classico che noi chiamiamo del nonno, come faceva mio nonno una volta, con un maiale particolarmente pesante, un bel lardo alto, e poi facciamo una versione di lardo tipo pancettato, però viene arrotolato in realtà, che ha una speziatura diversa e ha tutte delle belle venature di magro, si presenta molto bene e ha un bel riscontro sul mercato. La memoria storica ricevuta in eredità da generazioni e generazioni è importante, soprattutto per chi si occupa della trasformazione in alimenti di sostanze fornite dalla natura e lavorate dall'uomo. Squisiti sapori richiedono infiniti saperi. Questi saperi antichi, tramandati di padre in figlio con complicità imprenditoriale, sono quelli di Paolo Bertelli e della sua natia montagnana, terra vocata da tempi immemorabili alla norcineria. Produrre salumi buoni, genuini e il più possibile simili a quelli che si facevano un tempo nelle case di campagna non è sicuramente cosa facile. Usando però le migliori carni fresche dei suini pesanti italiani ed ingredienti fondamentali come la passione e l'amore per il proprio lavoro, il risultato è quanto mai soddisfacente. Poi è necessaria l'estrema attenzione durante la lavorazione, il rispetto dei lunghi tempi di stagionatura e l'impiego minimo dei conservanti per arrivare alla piacevolezza del palato e salvaguardare la salute del consumatore. Un'antica ricetta che rende i salumi del montagnanese unici, irripetibili ed autenticamente rispondenti alla grande tradizione storica che nelle lavorazioni delle carni di maiale ha unito il paese dal nord al sud della penisola. Ogni attività del mondo d'oggi trova le sue radici profonde nella storia. In quest'epoca, dove la speculazione e la furbizia di alcuni mettono a repentaglio, senza alcun diritto, la genuinità di un'antica arte millenaria, è fondamentale l'opera di norcini come Paolo Bertelli, figlio della manualità artigianale che il tempo ha nobilitato, elevandola alla dignità della migliore scienza gastronomica e alimentare. Ricerca e innovazione sono elementi tangibili che chiunque può verificare entrando nel piccolo ma ghiotto spaccio di Bertelli Salumi. Un giacimento di saperi e di sapori che si traducono in tesori da degustare dentro e fuori le mura di Montagnana.